Scusate, non credo che siamo collegati. Siamo collegati, sì, scusate, non sentivo io. Chiedo scusa alla nostra valentissima regia e ridico buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Dunque stasera diciamo proprio senza ritegno, in modo sbracato, viva l'Ungheria che si ritira dalla Corte Penale Internazionale. Sì, perché il Parlamento ungherese ha votato, appunto, ha scelto di ritirare il paese dall'adesione alla mitologica CPI, che è un po' come dire uno dei sacri graal, no, dei globalisti. Sapete, ci sono alcuni dogmi indiscussi e indiscutibili in teoria, tra cui la Corte Penale Internazionale. L'annuncio del voto del Parlamento l'ha dato in un post il ministro degli esteri ungherese, nome è ora difficile e mi eserciterò nella lettura, Peter Szijjártó. È una notizia che comunque era già stata anticipata, perché Budapest aveva chiarito che non voleva far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità. E questo lo aveva chiarito anche quando recentemente, il 4 aprile, era stato in visita nella capitale magiara il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E perché è importante questo elemento? Perché la faziosità politica, lo strabismo ideologico, come dire, la finzione del ruolo di arbitro, che in realtà è giocatore a tutti gli effetti, della Corte Penale Internazionale, si è esercitata al massimo grado nel guazzabuglio medio orientale, no? Nella guerra che oppone l'unica democrazia del Medio Oriente a quella banda di assassini, sgozzatori, stupratori, torturatori nazi islamici che si chiama Hamas. E cosa ha fatto la Corte Penale Internazionale? Ha fatto, è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che le anime belle lo neghino, ha fatto un'equivalenza orrenda, un'equivalenza inascoltabile e irricevibile tra queste due entità: l'unica democrazia e società aperta del Medio Oriente e i terroristi di Hamas, quando ha spiccato, diciamo, analoghi mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e appunto per i capi di Hamas, cioè sono sullo stesso piano, i diciamo gli ideatori e realizzatori del pogrom del 7 ottobre, una cosa che non si vedeva dai tempi del nazismo, e colui che ha guidato la reazione dello Stato degli ebrei al pogrom medesimo, messi proprio anche formalmente, legalmente e quindi anche moralmente sullo stesso piano dalla Corte Penale Internazionale. Tra l'altro su Netanyahu accogliendo una diciamo annotazione dello Stato di Palestina, un'entità che al momento non esiste formalmente e che fattualmente purtroppo si chiama Hamas. Purtroppo lo diciamo anzitutto in nome dei palestinesi oppressi da questa banda di terroristi e despoti islamisti. E quindi capite che come dire, questa cosa definisce alla radice l'approccio di qualcosa come la Corte Penale Internazionale, che per inciso facciamo notare non è riconosciuta dalla più grande democrazia del mondo. Ora io capisco che ormai sui giornaloni, nei talk, nel dibattito gli Stati Uniti sono sostanzialmente come la Germania degli anni 30, no? Però, come dire, mettendo da parte la bolla e tornando alla realtà geopolitica, ma anche cronachistica, rimangono la più grande democrazia liberale del mondo. Ebbene, costoro non aderiscono alla Corte Penale Internazionale, quindi non è un reato, non c'è una lesa maestà verso qualcuno. Anzi, c'è un provvedimento che ha, come dire, varie giustificazioni. Noi vi abbiamo descritto quella più clamorosa: riparazione. Anche per questo, oltre a dire viva l'Ungheria, non possiamo che sottoscrivere la reazione del vice premier Matteo Salvini, che ha parlato di scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio. E questo è stato di sovranità, perché uno Stato nazionale si arroga il diritto di rescindere il legame con un'istituzione sovranazionale se non si riconosce più in essa. Libertà, perché lega questa cosa espressamente all'ideologismo della Corte Penale Internazionale, spesso contro il mondo libero, spesso contro Israele, anche contro l'America di Trump. E coraggio perché, come dire, il mainstream europeo europeista, no, ne ha fatto appunto un sacro graal. Non è il sacro graal un'istituzione internazionale che mette sullo stesso piano Israele e Hamas? Probabilmente è qualcosa da abbandonare. Quindi viva l'Ungheria, viva Orban, che ha sempre
remato in questa direzione contro appunto questo tipo di istituzioni globali o globaliste. Grazie a tutti, a domattina.